Il 29 ottobre ci sarà la manifestazione regionale dei pensionati a Padova, parteciperanno delegazioni da tutto quanto il territorio regionale e ci sarà l'intervento conclusivo della segretaria generale del sindacato dei pensionati, Tania Scacchetti. Facciamo questa manifestazione regionale in Veneto, ma altre regioni faranno manifestazioni analoghe. Tra il 28 e il 30 di fine mese si terranno le manifestazioni in tutto il territorio nazionale, perché come sindacato dei pensionati stiamo provando a porre con forza l'esigenza di migliorare le condizioni di vita, le condizioni materiali dei pensionati. Ci sono tante altre manifestazioni dei lavoratori dipendenti in questi giorni, perché c'è una condizione generale del Paese che riguarda i trattamenti economici, le condizioni materiali delle persone, a partire anche sia dai salari, dalle pensioni, ma anche lo stato sociale che comincia a essere messo in discussione. Pensiamo alla situazione critica della sanità, il fatto che le liste di attesa si allungano sempre di più e non vediamo prospettive interessanti e positive da questo punto di vista. Per cui abbiamo chiamato alla mobilitazione tutti quanti i pensionati italiani per tentare di aprire un confronto col governo sulle prospettive nostre, dei pensionati, ma anche del Paese più in generale. Che cosa vi sta particolarmente a cuore? C'è un tema grave che è quello della sanità. C'è un tema che riguarda la legge sulla non autosufficienza. C'è la legge ma non ci sono i finanziamenti. E poi c'è una grande questione fiscale. Bisogna che questo governo e i governi che verranno aprano un confronto con le parti sociali per ridefinire il patto fiscale tra Stato e cittadini, perché così come va non va. Anche rivalutazione delle pensioni? Le rivalutazioni delle pensioni, vedremo questo governo cosa deciderà. È evidente che siccome siamo in una condizione di inflazione sostanzialmente bassa, la rivalutazione sarà una rivalutazione molto bassa. È evidente che abbiamo sulle spalle le perdite degli anni precedenti, perché negli anni precedenti le rivalutazioni sono state molto basse con un'inflazione molto alta.